Alcune volte gli incontri, magari smanettando come si dice su internet, oppure approfondendo la quotidianità attraverso la carta stampata, la televisione, i nuovi mezzi di comunicazione, incroci, impatti in delle cose che sono molto interessanti, delle quali magari eri a conoscenza di una piccola porzione. È capitato così che ho intercettato, ho avuto il piacere, l'onore di incontrare il professor Mario Alvisi, che è qui con me, grazie, che è presidente del Dipartimento Europeo di Studi sulla Reputazione. Ecco, noi siamo nell'era della reputazione digitale, oggi conta più la reputazione digitale che quella, come dire, reale. Lei si occupa di reputazione dei territori. Quindi ci mette dentro tutto in questo calderone per esaminare, analizzare, per cercare di capire. E recentemente la sua osservazione è stata concentrata sul territorio calabrese. Sì, possiamo dire, grazie innanzitutto, possiamo dire che noi ci occupiamo da Bruxelles dell'analisi reputazionale di vasti territori del mondo, naturalmente i primi dell'Unione Europea. In questi territori le 20 regioni italiane sono oggetto di analisi e in questo abbiamo attenzionato di recente la Calabria. Quindi lei ha detto andiamo un po' che succede in questa regione. Perché? Perché la Calabria... Cenerentola, la più disastrata d'Europa, con gli indici negativi più, come dire, pesanti. Vediamo se corrisponde al vero. Questo no? infatti la sorpresa di queste nostre analisi è che in realtà alcuni che noi chiamiamo fenomeni in nascita, in nuce, gli epifenomeni sulla reputazione, sono quelli più interessanti. La Calabria, che viene reputata a livello, la reputazione, parliamo di reputazione soprattutto di visitatori, turistica. La Calabria ha una reputazione turistica sorprendente, perché in Italia negli ultimi 5 anni, dobbiamo guardare indietro di 5 anni ad oggi, e adesso la stagione ancora deve finire, per cui completeremo i dati, in Italia la reputazione di questa regione sorprendentemente è stata sempre diciamo, avveleggiata tra il quinto e l'ottavo posto in 20 regioni nazionali da parte del turismo italiano, ma all'estero è sempre stata nelle top 5, cioè noi abbiamo analizzato non solo la reputazione direttore digitale, quindi la web reputation come si chiama oggi, ma anche tutta quella mediatica e anche quella che riguarda poi l'analisi che abbiamo fatto tra media e reputazione con i nostri indicatori. Quindi ci tolga subito questo pensiero, non siamo così come veniamo dipinti, nel senso che no? Qualcosa di buono, di positivo, almeno dal punto di vista, come dire, di alcuni elementi, sì, no? Certo. C'è. Certo, esiste. Certo. E non solo, io lo chiamo un po' il vostro quadrifoglio, no? Il portafortuna reputazionale che la Calabria ha rispetto ad altri. Innanzitutto il primo dato, che è sorprendente, cioè la Calabria è la regione italiana che ha il più alto tasso di fidelizzazione del turista. Cioè, in poche parole, senza essere troppo tecnici, quando il turista arriva qui, se arriva qui, torna. Perché torna? Primo dato reputazionale, torna perché si sente accolto, la capacità di un popolo di essere empatico, di ascoltarlo, di accompagnarlo. Questa capacità non è seconda a nessuno e in 5 anni è sempre stata nelle prime 3 posizioni in Italia. Ma il settore turistico in Calabria può davvero essere, come dire, il polmone vitale dell'economia. Noi per anni abbiamo puntato l'attenzione su questo, abbiamo premuto sull'acceleratore perché si facesse tutto quello che è necessario per rendere competitiva la nostra offerta turistica. Lei ritiene che oggi sia competitiva? Beh, gli indicatori che noi abbiamo rispetto alla metrica delle performance del turismo calabrese negli ultimi 2 anni hanno registrato delle flessioni. Però non tali da preoccupare a mio giudizio, cioè, la verità è che ci sono dei punti forti, no? E dei punti deboli della reputazione. E mi dice quali sono i punti forti, perché quelli deboli possono I punti deboli possono anche stupire, ma i punti forti in realtà leggo anche la nostra analisi, ma non ho bisogno nemmeno di leggerla, sono questi. 1. Le persone. 2. La variegata frizzante attività culturale popolare che si registra in Calabria. Terzo punto forte che viene considerato è quello della bontà dei vostri prodotti tipici. Chi viene qui
dice di mangiare molto bene e dice di non conoscere prima i vostri piatti, che sono piatti che hanno una storia. Quindi gastronomia e capitale umano? Gastronomia e capitale umano al centro di tutto, quindi io lo chiamerei così, in un'epoca contraddistinta dall'high tech. Voi avete un high touch più alto della media, cioè voi sapete toccare, e l'high touch è importante quanto l'high tech, forse anche di più, forse dovete farne il vostro, come dire, il vostro cavallo di battaglia. Il nostro core business. Cioè, poi ci sono naturalmente dei punti deboli, alcuni sono individuabili facilmente nel Vox Populi o diciamo in quello che sono un po' ordinariamente quello che si dice e si può pensare, no, di una leggenda metropolitana sulla Calabria. Io poi tra l'altro ho avuto modo, sono 3 anni che studio la vostra regione, ci sono qui, non è che vengo sporadicamente, vengo tutti i mesi almeno 7-10 giorni a analizzare, a parlare con imprenditori, con tutti. Sono dei casi straordinari. Voi avete, cioè, soffrite di un indicatore che è pericolosissimo, che potreste risolvere, quello del fuoco amico. Cioè voi in Calabria vi fate male, specialmente sparandovi l'uno con l'altro. Bruttissima la scelta metaforica, però è abbastanza efficace, perché in realtà più che i media del mondo che parlano male della Calabria, poi parleremo dei turisti stranieri che vi reputano nei primissimi posti come reputazione turistica, sono proprio gli italiani, ma soprattutto i calabresi, che quando vanno in giro per il mondo non sono così, come dire, buoni ambasciatori della propria terra. Buoni ambasciatori della propria terra. E quindi questo, diciamo, noi un po' masochisti lo siamo, a dire il vero, no? Però siamo, come dire, siamo anche un po' disillusi, nel senso che tutto ciò che negli anni è stato promesso a questa terra, anche nel settore turistico, poi stringi stringi non è che si sia trasformato in cosa concreta, no? Tocchi con mano, che tocchi con mano? Tocchi con mano la difficoltà, per esempio la questione della depurazione, no? Per anni abbiamo battuto su questo tema, i depuratori, la Calabria ha speso 800 milioni di euro per mettere a posto il sistema della depurazione. Però ancora non è completato questo processo e allora negli anni scorsi le lamentele dei vacanzieri, ma il mare è sporco, com'è possibile? In una terra dove non ci sono aziende, non ci sono industrie, non c'è nulla, dove grazie a Dio le bellezze naturali rimangono tali intatte, no? E a disposizione di chi realmente vuole vivere a contatto con questa bellezza. La Calabria è una regione bellissima, che deve però trasformare questa bellezza in possibilità di business, come si dice. Questo è importante sottolineare, gli studi che noi conduciamo, siamo un gruppo di ricerca molto largo a Bruxelles sulle reputazioni dei vari territori, sulla Calabria ci raccontano che cosa? Che la Calabria ha degli indicatori stabili, altri che sono molto sinusoidali, cioè hanno dei picchi bassi e dei picchi alti costanti, quindi non hanno una media che tenga. Tra questi per esempio l'infrastruttura, il concetto che quando si arriva in Calabria, in aeroporto a Lamezia, e poi ci si sposta in una struttura turistica, se si vuole visitare dal Crotone la costa ionica che va direttamente fino a Rossano, oppure si vuole andare verso Reggio Calabria, oppure si vuole spostarsi sul Tirreno, perché voi avete 3 mari in realtà, non 2. In esattezza dire che avete 2 mari perché avete il Tirreno, lo Ionio e il Mediterraneo nell'istmo che separa naturalmente lo stretto. Non è facile, state migliorando moltissimo dal punto di vista ricettivo, cioè i vostri operatori turistici che fino a non troppi anni fa soffrivano di una certa inadeguatezza anche dal punto di vista della cultura d'impresa, oggi hanno fatto dei passi avanti notevoli, ma quello che non è ancora strutturato è la capacità di collegare il territorio. Fare rete, diciamo. Fare rete anche tra gli operatori. Assolutamente. Noi siamo dei battitori liberi, no? Battitori liberi, c'è un certo agganciati alla cultura del campanile. C'è un campanile molto forte, infatti la Calabria deve fare squadra, su questo c'è molto da fare ancora. Però bisogna anche mettere nelle condizioni l'operatore turistico di lavorare. Lei diceva prima, arrivi all'aeroporto della Lamezia Terme, se ti devi spostare a Praia Mare, per esempio, come ci arrivi a Praia Mare? Certo. Dopo quante ore di viaggio arrivi a Sono le ore che disattivano. Allora è chiaro che quando io scelgo di trascorrere le mie vacanze
compro il pacchetto che è più funzionale, che crea se mi permette, dottore, sì. sono due cose. Uno, la famosa cosa che occorre destagionalizzare il sud. La Calabria è solo una parte del meridione, con una possibilità di tenere turismo per almeno 10 su 12 mesi l'anno. Uno è questo. La seconda sono i collegamenti. Ma sui collegamenti va detta una cosa molto molto importante, cioè qui il turista medio, sia dalla parte Europa che dall'America, poi vi dirò quali sono i turisti veri che avete. Vi diciamo subito, in Europa i tedeschi sono sicuramente ancora i numeri uno che vengono in Calabria, ma stanno aumentando anche altre popolazioni interessanti, gli olandesi, gli svizzeri, i polacchi e una gran parte di russi che comincia a conoscere le vostre terre. E guarda la Sila, e guarda il Pollino, e guarda naturalmente gli 800 chilometri straordinari di costa e anche la cultura. E beh, in questo caso questo tipo di turista è attento non solo ai servizi che ha, ma anche alla sua permanenza, perché non resta resta mediamente dai 6 ai 7 giorni in Calabria. Se ne deve spendere 3 a spostarsi, è chiaro che non c'è possibilità. Okay? Cioè c'è un problema di tempi di collegamento, uno, poi c'è, come ha detto, toccato un tasto importante, c'è un problema di rete dell'offerta turistica. L'offerta turistica è frammentata se non si fa rete. E poi il problema più grande che abbiamo scoperto con questa analisi, che adesso a novembre finiremo l'analisi per cui consegneremo i dati finali, è che sembra esserci un grosso gap di posizione, di comunicazione della Calabria in Italia soprattutto. Cioè il turista italiano è disorientato su alcune situazioni. Cioè l'italiano ha un buon sentiment sulla reputazione, buon sentiment, non negativo, sulla Calabria, ma l'anno scorso ha toccato il suo punto, l'ipogeo più basso, è arrivato, e più basso vuol dire 8° posto su 20, quindi non è poi così male. Voi che eravate abituati in Italia a fluttuare tra il 4º, 5º e il 6º, 7º, l'anno scorso siete scesi all'8º, quest'anno vedremo i dati, è troppo presto per averli, però li avremo. E la reputazione estera invece mette quello che l'italiano mette al primo posto, cioè il pericolo rappresentato, secondo l'italiano, dal malaffare, dall'insicurezza del territorio. Dall''ndrangheta. Parli con un italiano, la prima cosa che viene fuori è questa. Parli con uno straniero, quindi non la tira fuori minimamente, ma non solo perché non la conosca magari, ma perché non è così importante per un turista internazionale questo fatto. Quindi noi dovremmo migliorare la nostra narrazione, cambiare la narrazione della nostra terra per migliorare la performance poi della sì, reputazione. Ma io penso che anche la comunicazione, che peraltro non è che la Calabria non abbia comunicato, io credo che la Calabria negli scorsi anni, io ho guardato con attenzione, delle comunicazioni le ha pur fatte, però non è riuscita a collocarsi nella mente, nell'immaginario collettivo, come una terra che sappia anche giocare con i suoi problemi. Parlavo l'altro giorno, io ho depositato un'idea sulla comunicazione della Calabria che discende dagli studi, è a disposizione naturalmente qualora la si volesse prendere. Voi sapete, è chiaro che quando parliamo di Calabria ero con un imprenditore che non conoscevo, dell'Aspromonte, che tra l'altro è una cosa incredibile, decine di dipendenti in Aspromonte a Santa Giustina, può essere un nome, non vorrei sbagliarlo, o Santa Cristina, lo stavo già sbagliando, chiedo venia. A Santa Cristina in Aspromonte c'è un imprenditore che è il leader, non solo italiano, nella produzione di prodotti per la Marina, non faccio il nome per fargli una facile comunicazione pubblicitaria, ma l'ho incontrato. E lui mi ha detto cose straordinarie, cioè mi ha detto: professore, noi lavoriamo qui, però ha detto, se lei parla quando andiamo a vendere nei mercati nazionali, il primo problema è ma voi siete la terra dell''ndrangheta, siete questo, siete quell'altro. Quando andiamo all'estero, mi dice, non esiste per nulla questo filo conduttore. Allora io ho pensato di giocare con l'Aspromonte e mi è venuta in mente quell'idea, la voglio dire perché è simpatica, è una provocazione, pura provocazione da professore di economia ma anche di comunicazione che sono stato e sono. Pensate a questo claim di campagna, no? Venite in Calabria, siccome la Calabria ha questa dotazione di empatia delle persone che quasi seducono, così è stato detto, in tutto quello che noi notiamo sul dialogo digitale, non è un questionario nostro, noi abbiamo miliardi di pagine che guardiamo nel mondo. Venite in Calabria, sapremo rapirvi. Questo sapremo rapirvi è direttamente collegato al gioco
del concetto, no, classico del rapimento, ma è rivoltato. Bisogna un po' rovesciare... Un po' pericolosetto come... No, perché se lei lo sottopone... No, perché noi abbiamo avuto già esperienze di questo tipo. Semanticamente. Giocando con la semantica semanticamente... la Regione ha fatto una campagna pubblicitaria, siamo tutti... neghetisti, siamo tutti... Vabbè, sì, era solo è per dire che occorre giocare col proprio punto più basso, perché alle volte gli iceberg basta solo toccarli, non sono così profondi e si rovesciano. Questo è un effetto proprio, è un effetto che in comunicazione... Senta, ma una regione che da 8 anni non ha l'assessore al turismo, secondo lei... Da 8 anni? Non ha l'assessore al turismo, come può programmare? Questo problema. Infatti uno degli indicatori dove voi soffrite di più in reputazione è la governance. È stato segnalato che è uno dei più bassi indicatori che avete, cioè vi reputano sia in Italia che all'estero deboli sotto il profilo della governance territoriale. Questo è un problema politico. Un problema che va risolto, che dovete risolvere. Ma funziona ancora questa partecipazione, per esempio, della Regione col suo brand nelle fiere internazionali del turismo? Sono cose ormai superate dal tempo? Ma allora, è chiaro che non essere a determinate manifestazioni fieristiche quasi alle volte equivale a non esistere, no? Però io credo che non sia tanto il cosa, ma il come si partecipa a queste manifestazioni e poi i player del turismo giocano le loro partite anche fuori, naturalmente. Cioè non essere alla BIT, per esempio, non essere alla BIT non è possibile, no? Non è possibile, ancora oggi non lo è. Ma come ci vai alla BIT? Che cosa Però, propone? le dico una cosa, io vengo da una esperienza dove ho portato delle eccellenze anche di destinazione turistica, ma soprattutto di destinazione agroalimentare, collegata a Dubai. Sono stato a Dubai 15 giorni fa. E ho incontrato molti player del turismo delle destinazioni europee. Cioè, il Dubai è un grande hub, c'è l'Expo a brevissimo, loro sono molto interessati a che cosa? Non alle classiche autostrade italiane, che lo sappiamo, Venezia, Milano, qualche volta a Torino con la Sindone, poi scendono a Firenze, Roma e Pompei e tutto il resto. Loro sono sempre di più interessati a conoscere delle terre che possano unire una grande vocazione turistica balneare e montana, però con una grande radicale storico. E voglio dire, lo storytelling che può fare questa regione, quante lo possono fare partendo da Pitagora, partendo dalla Magna Grecia, è vero, finiscono per essere luoghi comuni, ma poi non sono tanto comuni se si scende. Condivido perfettamente. Senta, professore, nel corso della sua osservazione, perché lei studia, analizza, cerca di capire i fenomeni, incrocia le direttrici. Certo, molti dati, molte analisi. Quindi da questo punto di vista ha una visione complessiva, certo, molto vicina alla verità. Ecco, mi dica, qual è un'area, per esempio la Calabria, che ha capito prima questo nuovo sentire del turismo e si sta cominciando ad attrezzare? Un'area che, lei dice un'area che ha saputo sensibilizzarsi sotto questo profilo? A capire che c'è un vento nuovo e che si è attrezzata per interpretarlo. Secondo me, dal punto di vista di area urbana, io vorrei parlare di area urbana. Quello che è stato fatto, ma non perché sia facile dire siamo a Cosenza a Rende, no? In trasmissione, ma è proprio così. Cioè in realtà la sfida che ha posto il sindaco di questa città che è Cosenza, che poteva sembrare una sfida anche, come dire, esagerata sotto il profilo anche del lancio che è stato fatto quasi, cioè si dice che questo sindaco abbia trattato Cosenza come se fosse New York, ma in realtà è proprio lì la sfida, cioè è colpire l'immaginario collettivo nel mondo. Cosenza sotto questo profilo ha un'università che non va trascurata, perché il polo universitario calabrese comincia a essere un polo molto interessante anche per l'estero. Voglio dirle una cosa, se io dovessi attirare qui, ne ho parlato prima della sua elezione con il nuovo rettore che ho conosciuto, il professor Leone è un'autorità a me nota da molto tempo, anche perché io ho collaborato ma in altri momenti storici con l'Agenzia Spaziale Americana e quella europea. E quindi lui è una persona molto nota, ma mi ha dato un'idea molto interessante, no? Mi ha detto ma noi dobbiamo puntare molto anche all'estero, perché all'estero venire qui a studiare
non è solamente l'impatto di avere comunque un'università seria, ma che qui la vita costa molto di meno e la gente poi rimane qui, si ferma qui perché capisce che qui ci sono anche condizioni interessanti. Ieri, posso dirle un aneddoto, era un matrimonio tra una donna norvegese e un cosentino ed eravamo a Trevisacce, che è una vostra bellissima cosa. Ecco, è un luogo molto molto interessante, che tra l'altro è vicino anche a un luogo che io amo molto, che è Roseto Capospurico, il Castello. Cioè siamo all'Alto Ionio Cosentino. L'Alto Ionico vicino alla Puglia. Ecco, la Calabria, se possiamo dire, quella urbana, secondo me ha un grande indicatore in Cosenza. Dal punto di vista dei territori è più facile dire dove non ci si è ancora mossi, per esempio la Sila, che ha delle straordinarie, la Sila, il Pollino hanno diciamo, endemismi incredibili, ma non vedo un movimento vero ancora da questo punto di vista, tantomeno l'Aspromonte, ne parlavamo con imprenditori e gente dell'Aspromonte l'altro giorno. Reggio Calabria col sindaco Facomatare, ci sono stati delle prime mosse, ma è tutt'altro che iniziata una vera valorizzazione del territorio. Secondo me non è iniziata ancora. La Calabria, diciamo, si è fermata all'offerta turistica marina. Eccola là. Sì, il balneare, non è riuscito a che poi metterci il balneare per forza soffoca in un mese e mezzo, 2 di stagione, quando invece la Calabria, le dico un dato che non conoscevo, mi ha contattato per una ricerca, un'analisi, una grossa associazione golfistica internazionale che sta valutando tra le terre in cui mettere dei golf club, Sicilia, Calabria e Puglia. E mi ha detto che con Puglia stanno già operando delle possibilità, la Sicilia è un po' resistente per varie ragioni, di campanilismo pure lì, ma dice che se dovessero scegliere una terra per fare la cosa sarebbe la Calabria. Beh, io mi domando, ho chiesto a loro, ma voi avete avuto contatti con qualcuno in Calabria? Dice, non abbiamo ancora osato farlo. Ecco, questa parola osato mi ha detto un sacco di cose, insomma. Ci fermiamo un attimo, un piccolo break pubblicitario, torniamo tra un po' perché ho ancora alcune cose da chiedere al professore, tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Allora, torniamo in diretta perché mi affascina questa storia della reputazione, dell'offerta dei territori, no? Calabresi in chiave turistica. Io non so, penso, ho letto da qualche parte, non ricordo dove adesso, c'erano i dati relativi all'andamento turistico dello scorso anno in Calabria e con riferimento alla Costa degli Dei, quindi veniva praticamente fuori che quella è un'area della nostra regione che esercita una forte attrattiva nei confronti dei turisti stranieri. Devo fare ammenda, è vero, nel senso che quando prima le parlavo di una partenza ancora da operare sulla valorizzazione, non è del tutto corretto quello che ho asserito, perché mi sono dimenticato di dire che in controtendenza, ma attenzione, solo proprio nell'ultimo biennio, in particolar modo nell'anno precedente 2018, la Costa degli Dei ha avuto una reputazione di frequentazione turistica che è un indicatore, e come lo chiamiamo noi, è un vero e proprio epifenomeno, cioè un indicatore debole di un segnale che sta crescendo di moltissimo, ha un potenziale di crescita enorme. Perché la Costa degli Dei riesce a intercettare questa reputazione? È da chiederselo con molta attenzione ed è anche da chiedersi se questo sia stato frutto di una pianificazione nel tempo o se sia esploso in ragione di alcune bellezze del territorio che sono state valorizzate. Su questo mi riprometto di indagare, anzi lei mi ha dato uno spunto in cui indirizzerò la finale delle indagini da qui a novembre. È interessante anche notare per esempio come l'offerta turistica del Tirreno Cosentino sia ad appannaggio di un determinato target turistico tutto interno, certo, o vicino o proveniente da regioni di prossimità, lo chiamerei così, è un turismo di prossimità. Esatto, lì siamo praticamente l'area campana, assolutamente, no? Sì. La fa da padrone la fa da padrone, diciamo che senza non ci fosse quell'area difficilmente potrebbero sussistere le economie locali. Perché ha abbassato il livello, no? La barriera d'ingresso è molto bassa, quindi questo favorisce un turismo di massa.
certo. che sostanzialmente col passare del tempo rischia di depotenziare, no? L'immagine stessa di quell'area, che ha enormi potenzialità, però gli amministratori che si sono susseguiti negli anni alla guida delle amministrazioni locali hanno, come dire, hanno cercato di far entrare quanta più gente possibile, Assolutamente. non pensando alla qualità, per cui se il livello si abbassa... Lei ha toccato un tasto interessantissimo che le voglio raccontare numericamente, in termini numerici, i numeri non sbagliano mai. Abbiamo calcolato negli ultimi 5 anni che all'aumento di reputazione, non all'aumento di ingresso di nuovi turisti di massa, ma all'incremento della reputazione di qualità turistica, cioè noi abbiamo un indicatore che prende 15 grandi performance, indicatori di performance e li analizza tutti. Ed è un indicatore che va da 1 a 500 punti, a 350 punti c'è la bontà reputazionale, sopra i 400 c'è l'eccellenza reputazionale. Cosa è successo alla Calabria? La Calabria è fluttuata tra bontà ed eccellenza, all'estero ha sempre toccato l'eccellenza, in Italia ha sempre toccato la bontà, ma attenzione, se andiamo sul turismo di prossimità, cioè quello che lei ha appena evidenziato, lì non c'è. La cosa incredibile è che noi facciamo entrare tutta questa massa, no? Di turismo, che è proprio un turismo di massa, ma che poi dopo si lamenta e quindi non dà una buona reputazione della stessa terra. Questo è bello, no? come controverso paradosso. E c'è un'altra cosa in più. Forse perché, scusi professore, forse perché riproduce i quartieri dai quali arriva, li riproduce nel luogo scelto per la vacanza. Assolutamente, lo importa e lo esporta. Riproduce fedelmente, quindi comportamenti, quindi, no? Io sono figlio di un uomo che era originario di Bologna, la nostra famiglia di Bologna, la mamma invece è una antica famiglia di nobiltà toscane. E quando venimmo in Calabria la prima volta nel 90, lo dico molto chiaro, noi ci indirizzò un medico amico di papà, un medico padovano, un chirurgo importante, ci invitò alla mia casa a Scalea. E fu un'esperienza per me, mia moglie, avevo un bambino piccolo, mia figlia non era ancora nata, mia moglie voleva scappare dopo 2 giorni, perché era sostanzialmente, le strade erano invase dalle fognature che sbrovavano, c'era un'occupazione territoriale, c'era un'importazione dei quartieri bassi. E chiaramente non ci siamo trovati molto male, dopo 3-4 giorni sono dovuto andare via, sono venuto in Calabria, non ho desistito, ho salito il Tirreno, sono andato in direzione anche poi della Costa degli Dei e lì abbiamo fatto una vacanza, ma se fosse stato per quel tipo di turismo noi non saremmo più tornati. No, perché ci sono alcune amministrazioni che non hanno tenuto conto delle capacità proprio, no? Voglio dire, senza giudicare la gente di quei posti che è fantastica. No, assolutamente non. Però se tu hai un comune che come recettività ti consente 50.000 persone d'estate, se tu tiri ancora il livello e dai concessioni edilizie, tu arrivi lo porti a 300-400.000 persone d'estate, è chiaro che salta tutto, non la gestisce più, il territorio non può reggere un impatto. Ecco, questa si chiama sostenibilità ambientale e compatibilità. Quello purtroppo è un turismo sostenibile. Errori fatti nel passato che oggi paghiamo. Sì. Perché è chiaro che poi il mare non può essere quello che si aspetta un turista, perché se hai come dire, condomini dove non sai dove va a finire, le fogne dove vanno a finire, voglio dire, tutte queste cose, poi insisti, alla fine ti si ritorcono contro. E dal punto di vista della capacità e l'appetibilità turistica comincia a scemare, viene meno perché ti ghettizzi ad un certo tipo di proposta. Perché poi c'è un passaparola che è quello reputazionale. Quella è, tu dici il mio target è questo, e vabbè, allora tieniti il tuo target, no? Però non puoi ambire. Il numero che prima le volevo dare è molto semplice. Noi facciamo una scala 500 di valutazione. Ogni 5 punti di quei 500 in più di reputazione positiva, non lesiva, positiva, sale del 3% il potenziale di turista che viene a visitare la Calabria o qualsiasi altra regione. Quindi vuol dire che la reputazione è una moneta. È una moneta spendibile, se aumenti la reputazione che cos'è? In 2 parole, è garantire una risposta
aderente assolutamente alle promesse nei fatti, nella quotidianità, perché se tu dici che è una bellissima spiaggia, una bellissima cosa, e poi c'è liquame amare, è chiaro che la reputazione brecca completamente. Quindi, come dire, il messaggio qual è? Cambio di mentalità, cambio di passo e attenzione ad imbroccare le nuove strade del turismo. C'è una bellissima, lei la conosce senz'altro, un detto latino, un motto, che tra l'altro è un motto che nella mia famiglia si usava molto, festina lente, Sì. cioè quello di affrettarsi ma con una certa prudenza, perché altrimenti a voler avere qui la massa turistica, il turismo di massa ha ucciso molte località, invece il turismo distribuito ma che cresce anche nel potere d'acquisto, perché ci sono turisti e turisti, popolazione e popolazione. Un turista giapponese non è uguale a un turista argentino, un turista che viene da una certa parte dell'Italia è più propenso a spendere di un altro, no? Il Veneto, che è nelle eccellenze insieme al Trentino e alla Toscana da sempre, ha puntato molto sulla qualità, Forse questo in Puglia l'hanno capito prima. I pugliesi su questi sono molto avanti. C'è un'offerta variegata. Molto avanti, però non hanno, pur non avendo, io lo posso assicurare questo come metrica del territorio, io sono un economista del territorio, i pugliesi non hanno il potenziale che può esprimere in termini di variegate bellezze. Senta, lei che conosce il potenziale turistico di questa terra, quanto potrebbe dare messo a regime seriamente? Quanto potrebbe dare in termini di apporto alle casse di queste regioni? Io assolutamente credo che se parliamo di prodotto interno lordo, di PIL, se parliamo di indicatori macroeconomici, il turismo qui potrebbe diventare veramente il regno di Bengodi della Calabria, assolutamente. Glielo posso chiedere, lei si è chiesto perché non si raggiunge questo obiettivo? Mancanza di volontà politica, di capacità, di visione, di che cosa? Ma c'è anche una consapevolezza, io la chiamo, sto dando alle stampe fra qualche tempo un testo per un vostro editore famoso che è Rubettino, e sto parlando di un trattato che riguarda la concorrenza. La concorrenza, io l'ho descritta così quando ho parlato con l'editore per convincerlo che poteva essere un libro interessante. Io ho detto che è il ponte in un territorio tra le emergenze e le eccellenze, e questo ponte va in due direzioni, importante questo: se l'eccellenza non viene valorizzata diventa un'emergenza, se l'emergenza non viene lavorata non diventerà mai un'eccellenza, quindi è un ponte dove ci sono un doppio senso di circolazione. La concorrenza dipende però dalla consapevolezza di un popolo, il popolo calabrese è naturalmente portato ad accogliere, però la regione o chi amministra il territorio non fa di questo un punto di valore, non ha capito la capacità concertativa che può avere un indicatore come questo. Pochi, voglio dire, essere la prima regione in Italia, le faccio una domanda banale che la pongo a me: se siamo la prima regione in Italia, la Calabria, per capacità di, ogni tanto la guardo perché lei ha un viso che parla, se questa è la prima regione, lo dico ai calabresi che ci ascoltano, dove siete i primi a fidelizzare, a far sì che la gente ritorni, si tratta solo quindi di farli arrivare. Ma cosa fa la Calabria per far arrivare un nuovo turismo che non sia solamente un turismo di massa? Ancora troppo poco in questo senso. Ogni tanto qualche volo charter. non è così che si diventa, come dire, attrattivi. Professore, grazie, torneremo a parlare con lei perché mi piacciono questi temi, mi piace il suo modo di leggerli e sicuramente in questa estate che è iniziata lei la trascorrerà osservando i fenomeni, cercando, sì, sarò qui. E poi in autunno mi piacerebbe proprio capire da lei, attraverso la sua grande esperienza, la capacità di lettura che ha, lo ha dimostrato e lo dimostra quotidianamente, se ci sono gli elementi per un giorno nuovo. Perché noi a questi adesso siamo interessati. Questo al quale lei mi porta e mi stimola è una gran cosa. Noi ci occupiamo di scenari, attendere, quindi di capire come potrebbe essere la Calabria da qui non a 20 anni, a 3 anni. Cominciamo dai 3-5 anni. Potremmo parlarne se lei
se lei avrà voglia ancora di ascoltare Assolutamente questo sì. vecchio prof. Tanto noi, voglio dire, il tramonto lo conosciamo già, e l'alba che ancora non abbiamo visto. Parliamo d'alba che ci piace di più. Va bene? Grazie, Grazie a voi. arrivederci, noi ci vediamo domani. Auguri.